Buonasera a tutti, ciao a tutti gli amici delle nostre riunioni che vengono già lavorando dalle riunioni delle cianciarate del professor Girardino e benvenuti a tutti noi che sono venuti stasera per la prima volta. Allora, stasera Grimelda fa la strada è divisa in due, perché Grimelda, come la maggior parte dei sa, è un'associazione che si occupa di conservare la memoria del territorio. La memoria del territorio quindi riguarda tutte le nostre tradizioni, come diceva Italo Calvino, ogni cosa che fuma un che, ogni passo, ogni pensiero del che farà la storia dell'umano. Quindi noi dobbiamo documentare, cerchiamo di conservare i documenti e trasmettere ad umano quello che capita sul nostro territorio. Per il momento io un po' a calare e speriamo di avere la possibilità di slargarsi. Quindi Grimelda si occupa sia dell'archivio storico al quale sta lavorando, con dei documenti video, con delle registrazioni, documenti cartacei che riesce a trovare. Ma si occupa ancora naturalmente della lingua piemontese, perché la lingua piemontese è la cosa principale. Il nostro essere, la nostra storia, insomma, noi partiamo dalla nostra lingua, tutta la nostra cultura sarà la nostra lingua. E quindi cerchiamo di dare dignità, di cercare di divulgare il più possibile, e abbiamo due parti per forza dalla lingua. Dalla lingua siamo arrivati a occuparsi di cultura, di letteratura piemontese. Quindi sì, abbiamo tutte le conferenze, la presentazione del programma con il professor Girardino per il 2010-2011, quindi per cui un po' la nostra letteratura, il grosso patrimonio che è della letteratura piemontese. Purtroppo le scuole non hanno trasmesso la conoscenza di questa ricchezza che l'uomo ha in Piemonte, quindi dobbiamo un po' raggiarsi. Come fare appunto prima sfortuna, dico sinceramente, al professor Girardino che si spiega, si mostra, si date dritte, sì, ma lo che veramente merita veramente conoscere la lingua piemontese. Quindi Grimelda stasera si occuperà di presentare il programma, ma si occupa anche di presentare una cosa che non vuole il festival. Visto che il comune del Carai è uno dei pochi comuni che l'ha veramente dato la possibilità, proprio scritto insieme alle statute, ha la possibilità di parlare la parlata locale, per noi del piemontese. È una seduta del Consiglio. Allora mi ha detto, trasformiamo, cerchiamo di tradurci in piemontese le statute, perché in momenti erano anche in italiano. Se sono abituati lì e non cercavamo, in maniera nostra, di tradurlo, durante la parlata locale, ma dopo le spiegare a me che gli detti, non traduce le statute comunali. Quindi cerchiamo di dimostrare la dignità, la nobiltà della lingua piemontese. Lo maggior fatto è stato cercando con la messa Santa Cristina la Valera di far capire quanto l'era bisogna si elevare, bisogna bene parlare come signora una lingua, quindi se chiara la certa direi che più assolutamente perde un po' la gena e parlare più che più noi, visto che l'era cosa decisamente dignitosa è stata la lingua di re, è stata la lingua di Stato, però non parlano noi, trasmettila. Allora l'uomo traduce le statute e stasera si farà l'omaggio all'amministrazione delle statute, cioè proprio di tenere in vista, in maniera che chi vuole potrà sbizzarrisse l'esame che i cose, che i paragrafi, per imparare anche a conoscere le statute, che è una cosa vicina a noi, comunque una cosa del comune, e noi anche per imparare un po' le piemontesi. Quindi mi ora direi che per un passare da che presentare un po' le statute del comune del Carai. E allora l'avevo pensato delle esile, delle piccine part, poca cosa sarà perché comunque non ne potete via troppo tempo, vedrà l'esura in italiano e poi in piemontese, in maniera che si vedrà bene la tradizione locale. Allora, l'avrei trovato il lettore, naturalmente, ecco, mentre neanche mi smetti che dice sì. Giusto sì, l'ENA per l'idea di Aldo Pellegrini,
dell'Arcade Pellegrini, che naturalmente per l'agrimenta con Aurelio Pellegrino, che direi che è decisamente il maestro del piemontese del Carai, la cosa l'è stata presfaita, lui ha trovato subito la partecipazione di Pierino Rus, che è un poeta da Valera, e la collaborazione tutte le sere, non manca una sera, dell'assessore alla cultura Paola Falco, e deve anche dire che si sono anche divertiti a farlo, perché non ha scoperto quanto è bello e appassionante fare un lavoro del genere. Quindi questa stile è l'idea, che noi vogliamo che fesse più dal più possibile dei comuni, delle istituzioni, quindi se per divulgare la notizia, l'idea, farlo pure, perché ben venga che tanti si copino, che facciano la traduzione di atti, di documenti pubblici